Prima Corinzi, capitolo 7. Diritti e obblighi delle spose. Ma voglio rispondere a quella domanda che voi mi avete fatto in da lettera vostra. È assai meglio per l'uomo se non censurasse. Ma proprio per non cadere in da schifezza, è meglio che ognuno tenesse la moglie sua, ogni femmina un marito suo. L'uomo sa da sapere la moglie sua e la femmina un marito suo. La moglie non ha da mai pensato di essere la padrona di se stessa, perché questa appartiene al marito suo. E così pure un marito non ha da pensare di essere padrone di se stessa, perché appartiene alla moglie sua. Non bagnate l'uno con l'altro. Se voi non vi siete accordati prima, vi comportate così per un certo tempo e tempo, per vedere che la preghiera. Ma poi tornate una volta a campare insieme per un'arroganza a Satanassa e a cavallare tutte le smanie vostre. Quello che vi sto dicendo è solo un consiglio, che voi a voi e non è un comando. Io volessi che tutto quanto potessero essere zitiello come a me. Dio e me c'era ognuno un reale suo, a certa che storiale ha lato una assai diversa. A tutte quelle che non sono giurate e a tutte quelle che sarebbe una cosa buona per loro rimane solo come a me. Se poi non sono capace a cavallare tutte le smanie della carne allora, è assai meglio che censurano e s'ammaritano, perché è meglio censurare che ardere passione. O matrimonio. A tutte quelle che sono giurate, io voglio che sto comando, che non viene a me, perché viene il Signore. A moglie non si spartesse mai il marito. Se questa si sarà spartuta il marito, sarà meglio che non si sposasse più, e si sforzasse invece e fa pace con questa. Eppure il marito non buttasse fuori la moglie da casa sua. A tutte le lato voglio che sto consiglio, e questo non è un comando del Signore, ma è una cosa che ho pensato io. Se un cristiano tiene una moglie che non crede in Dio e che questa volesse continuare a campare vicino a essa, non la mandasse fuori dalla casa sua. E a così pure una moglie cristiana non mandasse fuori dalla casa sua chi lo marito che non ci crede. Se essa volesse continuare a campare insieme con essa. Perché pure chi lo marito che non si crede appartiene già al Signore perché lo sposarizzi suoi che ha fatto con quella. E la stessa cosa pure a quella moglie che non crede, perché pure che essa appartiene al Signore, perché sta unita a chi lo marito che crede. Che se non pure voi avesse vagnà tutte le figlie vostre, quando loro appartengono al Signore. Se invece uno di due non ci crede e se volesse spartere, lo facesse pure, perché in questa situazione, chi che crede, o marito o la moglie, viene sciolto da chi l'onore con il matrimonio. Perché Dio ha chiamato a campare in da pace. Se tu sei una moglie che crede, come fai a essere sicura e salva a marito che non crede? E se tu sei un marito che crede, come puoi essere sicura a salvare la moglie che non crede? Rimanere in da propria condizione. A fuori di questa situazione, che la che umana è questa, ognuno continua a campare in da chi lo stato con il Signore la rata, e a dove si trovava quando Dio l'ha chiamata a credere in da essa. Chi era stato già circonciso quando è stato chiamato dal Signore non cercasse di far scomparire chi lo segna la circoncisione sua. Chi invece non era stato circonciso non si facesse circoncidere, perché essere circonciso o no non conta niente. Quello che conta è solo mettere in pratica i comandamenti di Dio. Ognuno rimanesse rinda a chi lo stato che si trovava quando è stato chiamato dal Signore a credere rinda a essa. Dio ti ha chiamato quando eri uno schiavo, non te ne fa una croce. Si poteva uganza essere affranchiata, nulla gnà. Perché chi che era schiavo quando il Signore l'ha chiamato a credere è già diventato un uomo libero che sta a servizio del Signore. E chi poi era già un uomo libero quando il Signore l'ha chiamato a credere in essa è diventato uno schiavo di Cristo, perché siete stati salvati a caro prezzo. Non tornate perché sta essere schiavo dell'uomo. Frate mio, ognuno perché essere umanesse rinda a chi lo stato, cadeneva quando è stato chiamato a credere in Signore. O dono la verginità. Parlammo a tutte quelle persone che non si sono sposate. Non tengo per loro nessuno comando del Signore, ma voglio far conoscere solo il pensiero mio. E chi se non parere è uno che regna fede, perché Dio ha avuto pietà di me. Ma vogliamo affrontare una questione assai difficile. E proprio perché sti pensa che ognuno avesse a rimanere in da chi lo stato che dove si trovava. Se inzurata, non ti sparte la moglie. Non ti sei ancora inzurata, non ti mettere a sciare la moglie. Se poi ti inzura, non ti fai niente di male. E se una figliore si marita, non fa niente di male. Certamente tutte quelle che si inzurano avranno un'apprensione assai più rossa per la vita della famiglia. E volesse far sparagnare ognuno di voi.
Frate mio, io vi dico questo, o tempo che rumano a noi è assai poco. E proprio per questo, amo per l'avvenire tutte quelle che si sono zurate, che passano come se non fossero zurate. E tutte quelle che chiagnano, come se non stessero tristi. Tutte quelle che sono all'era, come se non cabbassero rinda priezza. Tutte quelle che accattano, come se non tenessero niente. Tutte quelle che usano il bene che sto mondo, come se non ne servesse niente. Io volessi che voi fosse franchiato ognuno che uova. L'uomo che non censurato pensasse al Signore e cercasse i peci a esso. L'uomo che censurato invece si piglia a prensione tutte quelle che sta in mondo perché è da cercare i peci a moglie a soia. E a così l'umano spartuto rinda a tutte quelle che pensa quello che fa. Rinda a stessa maniera una femmina non sposata, fosse una femmina matura o fosse ancora una figliolella, pensasse a tutte quelle che tocca il Signore, perché questa desidera campare sana per essa. La femmina sposata invece si piglia cura di tutte quelle che appartengono a questo mondo e si sforza per piacere il marito suo. Sto dicendo tutte queste per bene vostro, non vi voglio forzare per niente, perché io desidero solo che campasse in una maniera conveniente per diventare con tutte le forze vostro Signore. Se non innamorato per via tutta l'ardenza sua, se avesse trovato sasa non si innamorata sua e pensa che si volesse sposare, è meglio che si sposasse. Questo non farà niente male. Può essere pure che il giovane, senza essere costretto, potesse mantenere con fermezza che la decisione sua e non censurare. Rinde a questo stato, se chi è capace a cavolo a volere suo, è capace di mantenere fermo chi lo progetta e non aveva passione carnale che accompagna sua, farà una cosa buona se chi non si sposasse. E a così, chi censura fa buono, chi invece non censura fa meglio ancora. La moglie rimanesse attaccata a marito suo, per tutto quello che tempo che chissà campa vicino a essa. Si può chissà essa morì, la moglie sua si può maritare una volta con l'uomo che va. Si chista è unica che rinda il Signore. Sarà più felice se rimanesse così come si trova. Questo è il parere mio, e pensa pure, ed è neo spirito, ro Signore.